Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali e non solo. Nella seconda parte ovviamente ci occuperemo della cronaca che invece arriva dalla nostra regione, ma vi dicevamo non solo perché chiaramente sono ore importanti per quanto riguarda la questione russo-ucraina, perché c'è un Consiglio dell'Unione Europea che sta per cominciare, ci sono state già delle dichiarazioni. Che cosa è successo nella giornata di ieri? Le parole di Putin importanti contro l'Unione Europea e poi Meloni che ha fatto la sua relazione alla Camera chiaramente in vista del Consiglio Europeo di queste ore, con tutte le ripercussioni che queste dichiarazioni hanno avuto. Poi c'è la vicenda di Salvini, di cui abbiamo parlato tanto, avete sentito anche nei nostri telegiornali, e la questione legata alla finanziaria. Ma andiamo con ordine, partiamo dall'ANSA perché vi faccio vedere per le ultime le parole di von der Leyen. Siamo sul sito dell'ANSA. Il rischio sugli asset russi sia condiviso. Vi spieghiamo: gli asset russi sono fondamentalmente tutti i beni che sono congelati della Russia. Sono beni che alcuni vorrebbero utilizzare per garantire un finanziamento verso la ricostruzione dell'Ucraina. Ovviamente la Russia non ci sta. Ecco perché sono diventati così importanti. Allora von der Leyen dice: il rischio sugli asset russi sia condiviso. Tusk parla di soldi oggi o sangue domani. La Presidente della Commissione dell'Unione Europea all'arrivo al vertice: non lo lasceremo senza una soluzione per i finanziamenti all'Ucraina. Zelensky intanto parla della mancata decisione, che sarebbe un problema per noi, e poi ci sono i forti dubbi dell'Italia. Questo è il quadro della situazione al momento. Fra poco ci andiamo subito sulle prime pagine invece dei quotidiani. Questo è il quadro al momento, proprio in avvio di questo Consiglio oggi e domani, che dovrebbe essere determinante per la questione russo-ucraina. Ovviamente bisognerà poi capire quelle che sono le intenzioni di Putin, che vorrebbe tutto il Donbass, mentre Zelensky non vorrebbe cedere le parti non occupate da parte della Russia, per cui su questo chiaramente lo scontro continuerà. Intanto andiamo a vedere il Corriere della Sera, perché si parte da ciò che è successo nella giornata ovviamente di ieri e soprattutto degli insulti di Putin nei confronti dei leader europei, che come li ha chiamati? Maiali approfittatori, porcellini a dire la verità più appropriato, accodati a Biden. Oggi appunto il Consiglio dell'Unione Europea decisivo sull'uso dei beni congelati, come vi dicevo, e la sfida sugli asset russi. Meloni in aula: serve una base legale, e le opposizioni sembrano in questo senso divise. Pressappoco dello stesso tenore è il titolo che troviamo su Repubblica, ma ci troviamo proprio la parola specifica usata da Putin, che insulta i leader dell'Unione Europea con questa frase: la minaccia a Kiev, Donbass nostro con la forza. Ecco, quello è l'altro tema che vi dicevo, questa regione che è così significativa per questa zona, che è così significativa sia per la Russia che per l'Ucraina, la questione delle terre rare e tutto ciò che porta a livello ambientalistico. Oggi il Consiglio europeo decide sugli asset russi, Meloni in aula: non c'è ancora il sì dell'Italia. Ecco perché questo tema, come abbiamo detto, diventa decisivo anche a livello politico, perché ieri appunto c'è stata ci sono state le parole di Meloni al Parlamento e sotto questo punto di vista chiaramente ci sono poi state le parole invece dell'opposizione, e si è notato come appunto l'opposizione si è scagliata contro il governo, ma ci sono delle differenze sia nell'opposizione sia nella maggioranza. Andiamo a vedere un po' quelli che sono i titoli principali in questo senso. Ad esempio sul Manifesto questo è il titolo che troviamo: fuori asset. Si parla sempre di questi asset russi di cui vi abbiamo detto, alla vigilia di un Consiglio dell'Unione Europea che si annuncia teso. Meloni in Parlamento si smarca da quasi tutti gli alleati europei sulla confisca definitiva dei beni russi e sull'invio di truppe, e ribadisce il legame con gli Stati Uniti. Di armi non si parla per mascherare la spaccatura nella maggioranza, perché in questo senso c'è una divisione fra la Lega
ad esempio, e Fratelli d'Italia. Fa il senso, dà il punto anche l'altra voce di quello che è successo ieri in aula, le truppe e gli asset con la frenata di Meloni, il discorso della Premier in Parlamento, opposizioni divise in 6 diverse mozioni, serve una base giuridica per usare i beni russi, Italia con Kiev, ma niente soldati. Putin attacca i leader dell'Unione Europea, maialini di Biden, e blinda la frontiera Bielorussia. Ricordiamo che in questi giorni è successo qualcosa di particolare perché l'Unione Europea è ritornata comunque ad avere un ruolo in questa fase. Ricorderete qualche giorno fa questo ruolo non esisteva e in questo determinante ovviamente la posizione degli Stati Uniti e di Trump, per cui bisogna stare attenti adesso alle reazioni che arrivano appunto dalla Russia. Ecco perché la questione degli asset, appunto dei beni congelati russi, diventa così determinante. Andiamo poi alla notizia, sempre per avere la situazione legata anche al riarmo. Vi dicevo che è una notizia, è un dato che invece divide la maggioranza. Nazionalismo e riarmo e conflitto imminente, da Ursulan, un'ode alla guerra col controcanto di Giorgia. Ursula è von der Leyen, ovviamente Giorgia è Meloni. Questo è il titolo della notizia. Mentre chiaramente va in scena, come sempre, anche il botta e risposta fra maggioranza e opposizione, rappresentate in questo caso da 2 donne, da Schlein e Meloni, e questo è il titolo che troviamo sull'Unità, il duello tra Meloni e Schlein, vigilia del Consiglio europeo, con le parole forti di Schlein ma anche di Conte nei confronti di Meloni, che fondamentalmente ha detto, Conte ha detto prima seguivate solo Biden, adesso seguite Trump. Questo è il tema che emerge chiaramente anche da quello che leggiamo sull'Unità. Ma vi facciamo vedere in questo senso anche l'ultimo quotidiano legato al tema, perché vi abbiamo detto di una maggioranza che ha dei problemi di unità, ma c'è anche un'opposizione che anche in tal senso ha delle divergenze di opinione, e fa il punto il Riformista con questo titolo: Nazareno bifronte, è il PD che scarica il Movimento 5 Stelle sull'Ucraina, sia all'uso degli asset russi, ma sulla Palestina presenta una risoluzione in stile flottiglia, con questo doppio profilo di Eli Schlein e la situazione legata appunto al PD e all'opposizione in generale. Lasciamo questo tema perché ci sono anche dei quotidiani che invece aprono con la soluzione definitiva di Salvini. È stata anche all'interno dei nostri telegiornali l'apertura delle edizioni di ieri sera, ad esempio, ma come hanno titolato i vari quotidiani? Se appunto Il Giorno, per esempio, si va sulla notizia, che poi è quella che abbiamo letto e che abbiamo dato anche nei nostri TG, assoluzione definitiva, nessun sequestro su Open Arms, la Cassazione chiude il caso dei migranti del 2019. Poi ci sono ovviamente le varie interpretazioni, ad esempio sul Giornale leggiamo questo titolo che recita così: l'hanno sequestrato per 2220 giorni, caso Open Arms, assolto Salvini, crolla il teorema antigoverno dei PM, il leghista dice difendere i confini non è reato. Altro punto di vista invece è quello che troviamo ad esempio sull'Unità, anche in questo caso è il quotidiano che decide di aprire con questa notizia, Open Arms, la sentenza della Cassazione, Salvini giustamente assolto, andrebbe processato però Piantedosi. Questo il tema che arriva dopo la sentenza della Cassazione. Vi dicevo che altri quotidiani invece per cui le aperture sono appunto situazione russo-ucraina, la questione Salvini, ma c'è anche la manovra che tiene col fiato sospeso anche determinate fasce di cittadini italiani e dunque diventa titolo di apertura in alcuni quotidiani non solo economici. Certamente apre il Sole 24 Ore con la questione legata alle pensioni,
economi, tagliati, questo è il titolo, solo i riscatti futuri. Per quanto riguarda le professioni, allentato lo stop ai compensi. E la legge di bilancio, la Premier che interviene sul peso delle lauree, la norma sarà corretta. E poi torna in bilico il contributo di 2 euro sui pacchi extra Unione Europea di valore fino a 150 euro. Vi faccio vedere anche sul Sole 24 Ore questa notizia sulla neve, stagione in salita in Italia, deficit del 61% rispetto alla media, un dato significativo. Insomma, la nostra nazione sappiamo quanto è importante il turismo, anche quello invernale. Ma vi dicevo che il tema della legge di bilancio, della finanziaria, delle pensioni non è solo patrimonio dei quotidiani economici come il Sole 24 Ore. C'è anche l'apertura, ad esempio, del Messaggero, che lo vedete va a titolare, lo vediamo subito, con il riscatto di laurea salvato. Questo è il titolo che troviamo sul Messaggero. Il Presidente del Consiglio rassicura: l'emendamento sarà cambiato, chi ha pagato non rischia nulla. Si tratta sulla finestra che allunga di 3 mesi l'uscita a partire dal 2035. Questa è la situazione legata appunto alle pensioni. Sugli asset, anche qui Meloni che frena, servono basi chiare e Putin appunto insulta l'Unione Europea. Ma ci sono altri quotidiani che aprono con questo tema, come ad esempio il Fatto Quotidiano, che usa anche un gioco di parole, ritornando a quella che era un tempo una strategia della tensione. In questo caso invece per il Fatto Quotidiano diventa la strategia della pensione. Riscrittura continua, stiamo parlando sempre della manovra finanziaria, con la Lega che dice via i tagli, mentre Meloni li conferma, per cui c'è questo sguardo fra Meloni e Salvini, ovviamente non inerente a questa notizia, ma per riprodurre questa tensione, ecco, questa volta sì che si registra fra le due anime della maggioranza. Ennesimo pastrocchio, dice il Fatto Quotidiano, sul riscatto dei contributi, Meloni contro Salvini, la norma rimane ma non sarà retroattiva. E questo per chiudere il tema legato alla finanziaria. E chiudiamo invece questa parte della rassegna stampa. Nella seconda vi aspettiamo ovviamente con le notizie che arrivano dalla nostra regione, con una regione del mondo che in questo momento è finita un po' in un cono d'ombra. Stiamo parlando di Gaza, perché questa tregua è molto fragile. Si parla tanto della possibile tregua fra Russia e Ucraina, ma poi a Gaza succede questo. Il titolo di Avvenire, guardate quello che è la cronaca di quello che sta succedendo. Tra le tende scosse dal vento gelido e inondate dalla pioggia, un altro neonato è morto assiderato. Stiamo parlando di Gaza senza pace. La tregua sempre in bilico, non basta. La striscia resta nel dramma per i continui raid e la mancanza di cibo. Dunque, Monti di Emergency parla di attacchi di panico anche per gli psicologi. Parliamo di un territorio che appunto sarebbe, qua il condizionale è d'obbligo in questo momento, in cui sarebbe arrivata la tregua. Ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo con la seconda parte dedicata appunto ai quotidiani regionali. Fra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, come detto, i quotidiani regionali, partendo dal nostro sito, come al solito aggiornato con tutte le notizie dell'ultima ora. Andiamo proprio sulla prima pagina di siciliaweb.it, perché vi faccio vedere il titolo di apertura: sgominata piazza di spaccio che si serviva di cavallini, maxi blitz antidroga a Enna, Catania e Agrigento. Sono 13 le misure cautelari, c'è la possibilità di vedere anche il video, ma ci sono queste notizie di spalla, anche la droga nascosta nel calzino e dunque è stata arrestata una coppia di coniugi, oppure l'addio al celibato che finisce in rissa, invece poi una donna morta falciata da un 90enne alla guida. Queste notizie insieme alle cronache del nostro telegiornale, i nostri servizi più importanti
importanti dei nostri TG, la parte riservata allo sport e alle dirette live delle nostre reti, le trovate sempre su Sicilia Web. Intanto io vi porto invece sui quotidiani cartacei, partendo dalla Sicilia di Catania. Vi faccio vedere quelli che sono i titoli più importanti, innanzitutto legati agli asset russi, ma ne abbiamo già parlato tantissimo nella parte nazionale, e poi regionali. L'onda Lavardera, ma il centrodestra è più forte. È un sondaggio che arriva appunto dalla politica e parla di questa ascesa di Lavardera con il centrodestra che resterebbe comunque davanti. Poi il film di una rapina a Catania, la paura di morire. È un tema che ritroveremo anche nelle pagine interne del quotidiano catanese, quelle che si occupano proprio della provincia di Catania. Ci andiamo subito proprio per capire che cosa è successo in legato a quel titolo che abbiamo letto in prima. In ginocchio con la pistola puntata, noi ostaggi di una rapina stile Narcos, è il colpo all'Eurospin, banditi con le ore contate, la Will Tux dice violenza inaudita, azienda silente, questo è quello che è successo con la cronaca. Ma vi do anche questa notizia, che è una notizia che diciamo riempie di soddisfazione, potrebbe riempire di soddisfazione i catanesi, perché vi immaginate Catania al terzo posto dietro Parigi e Londra? Sì, è così per quanto riguarda il turismo. Andiamo a leggere il titolo. È terza Catania fra le mete scelte per Natale. Solo Parigi e Londra sono le destinazioni europee per le quali sono stati prenotati più voli per le festività. Ci saranno sicuramente anche i tanti giovani che tornano a casa per le feste, ma ci sono anche tanti turisti che scelgono la nostra città, la città di Catania, e scelgono anche la nostra regione per passare queste feste natalizie. Andiamo nuovamente alle prime pagine, perché i titoli sono diversi. Ad esempio, sul Giornale di Sicilia c'è in primo piano la questione sui forestali, sia gli aumenti, il via libera all'Arsa, il piano da 41 milioni, il Parentopoli alla sanità diventa una polemica, e questa sulla sanità è una polemica continua, lo sapete, dall'anno scorso. Di spalla invece c'è Open Arms, la soluzione definitiva per Salvini, e poi la notizia di cronaca anche giudiziaria: turista violentata, arresto grazie al DNA, gli abusi nel 2023 alla Vuciria, sotto accusa un palermitano di 46 anni. Questo il Giornale di Sicilia. Sulla Gazzetta del Sud invece, a parte l'apertura ancora dedicata alla questione russo-ucraina con le parole di Meloni, no ai soldati italiani in Ucraina, la tragedia della strada a Messina, travolta da un'auto a Mili, morta un'anziana sulla statale 114, e poi l'emergenza a Barcellona con i disordini nel carcere, danni in celle e uffici. Anche in questo caso il tema su Salvini, respinto il ricorso della Procura con la Cassazione sul caso Open Arms, a soluzione definitiva appunto per il Ministro. Ci manca da andare a dare uno sguardo a Repubblica Palermo, che, come fanno alcuni quotidiani nazionali, decide di aprire con la finanziaria, questa volta ovviamente la finanziaria regionale, e questo è il titolo che troviamo. La finanziaria che befferebbe le famiglie, 0 euro per il reddito di povertà, è il titolo di Repubblica Palermo. Scontro in aula sui comandati della sanità, con Cracolici che dice serve una commissione d'inchiesta, destinati alle imprese 210 milioni, ma Roma ne cancella altrettanti, per cui chiaramente sono le due finanziarie che si legano in questo senso. E poi a Palazzo Dorleani i papabili per la corsa con Lavardera che si fa avanti. Anche qui emerge il dettaglio politico, ma ritornando appunto alla questione finanziaria, lo ritroviamo anche il tema nelle pagine interne, con lo scontro sui comandati della sanità, con la commissione d'inchiesta, con il governo Meloni che taglia più di 200 milioni con la protesta di Sicindustria, e poi con le parole di Conte, giunta da azzerare in Sicilia,
dice Conte, la replica di Schifani, chi parla è un giustizialista, dice il governatore. Sulla questione politica c'è poi ancora le pagine interne, ci sono ancora poi le pagine interne della Gazzetta del Sud che tornano sul titolo d'apertura che abbiamo visto ad esempio sul Giornale di Sicilia, i 41 milioni all'anno per garantire gli aumenti a 13.500 forestali, con la finanziaria la via libera la norma all'unanimità. In un clima avvelenato la manovra economica non decolla e scoppia il caso di una parentopoli fra il personale da stabilizzare. L'opposizione che denuncia l'ennesimo scandalo, serve la commissione d'inchiesta. Questo è un po' il tema del contendere emerso ieri per quanto riguarda la finanziaria regionale. Vi faccio vedere ancora invece una pagina interna del quotidiano La Sicilia, tomo di Catania, perché ne abbiamo parlato spesso nei nostri telegiornali, quello delle scuole vandalizzate, e c'è una misura importante che viene applicata dal Consiglio Comunale con il fondo d'emergenza. L'approvazione all'unanimità dei presenti è arrivata nel corso della seduta di martedì. Grazie all'istituzione di questa riserva economica sarà più facile intervenire immediatamente in caso di atti vandalici, e chiaramente è una misura veramente importante per consentire, ad esempio, ai ragazzi di rientrare il più velocemente possibile a scuola. Poi vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali di ciò che è successo nell'Agrigentino. Torna sul tema anche il quotidiano La Sicilia, sempre nelle pagine interne, questa volta però chiaramente nelle pagine legate alla provincia di Agrigento. Stiamo parlando del sindaco di Ravanusa, sorveglianza televigilata per il sindaco Totò Pitrola dopo l'atto intimidatorio. Il primo cittadino: sono pronto a lasciare la carica, l'avete sentito anche nei nostri servizi, se la mia comunità dovesse preferire il grigiore al cambiamento. Il clima politico in paese è abbastanza caldo. Pitrola in questi anni di amministrazione ha perso quella larga maggioranza che lo aveva sostenuto, nonostante tutto il lavoro svolto in questi anni dal sindaco è stato parecchio prolifico ed improntato appunto al cambiamento, un tema che ritorna in questo caso. Chiudiamo ancora la parte dedicata alla cronaca di questa giornata, anzi la giornata di ieri, attraverso Repubblica Palermo, che parla del capoluogo e scrive: il nuovo anno comincerà con altri 104 vigili in strada. I neoassunti entreranno in servizio nel giro di un paio di settimane, priorità a traffico e controllo delle isole pedonali, per cui è un innesto ulteriore per quanto riguarda il centro di Palermo, chiaramente, e soprattutto tutto l'assetto del capoluogo di regione. Incontro intanto tra il sindaco Lagalla e i tassisti. Il regolamento sostiene la categoria. E poi il boom di infrazioni al volante. Ogni giorno ritirate 30 patenti per guida col cellulare in mano. Un tema significativo da tenere presente, soprattutto un po' per tutti, perché veramente basta guardarsi attorno quando si guida e si capisce che c'è questa abitudine, e vederla in questi dati sono i dati certamente importanti, perché 30 patenti ritirate, 800 licenze sospese solo negli ultimi 2 mesi. Il comandante, stiamo parlando di Palermo sempre, le brutte abitudini sono difficili da estirpare. Andiamo adesso alla parte sportiva, perché nella giornata di oggi c'è qualcosa di importante che succede a Catania, certamente perché arriva la fiaccola delle Olimpiadi di Milano e Cortina, per cui sarà una giornata importante per quanto riguarda la città etnea, ma poi per quanto riguarda invece il calcio, lo sport internazionale e nazionale in questo caso, c'è la Supercoppa, diciamo internazionale perché si tiene in Arabia Saudita. Oggi c'è la prima semifinale a Riyadh fra Napoli e Milan, è il primo appuntamento di questo importante snodo della Supercoppa, sapete, col nuovo meccanismo, con le 2
semifinali, una appunto è Napoli-Milan con Højlund e Pulisic che sono pronti per sostenere le loro due squadre. L'altra semifinale è quella fra Inter e Bologna e si giocherà invece domani. L'Inter attende la visita anche di Inzaghi, ex appunto dell'Inter, che adesso allena proprio in Arabia Saudita. Attenzione oggi alla Conference League a Losanna, ore 20, la Fiorentina Vanoli si gioca tutto, è uno dei temi del momento per quanto riguarda il calcio nazionale, perché la Fiorentina è ultima in classifica in Serie A e rischia realmente di retrocedere. L'ultimo titolo che vi facciamo vedere è questo sotto la testata, che riguarda lo strappo di Alcaraz, che durante il periodo che porta al primo slam dell'anno, gli Australian Open, crea questo strappo con il suo allenatore, via il coach Ferrero, il numero 1 del mondo, che cambia appunto il suo team e lo fa per diventare ancora più forte e sostenere probabilmente quello che sarà l'attacco di Sinner, del nostro italiano Sinner, che vuole tornare numero 1 del mondo. Ci fermiamo con questa notizia per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.